Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda questa edizione live del nostro audio-video giornale. Un uomo di circa 70 anni è stato soccorso nella tarda mattinata di oggi dal personale medico-infermieristico per un grave malore al quale ha seguito un arresto cardiocircolatorio. È successo a Trieste, lungo via Carducci. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'ambulanza e l'automedica. Un infermiere della sala operativa è rimasto al telefono mentre i mezzi su ruota raggiungevano il luogo. Ha dato indicazioni alle persone che si trovavano in quel momento per avviare le manovre salvavita guidate al telefono. Manovre eseguite da laici fino all'arrivo del personale sanitario. La persona è stata poi presa in carico dall'equipaggio dell'ambulanza e dall'automedica e trasferita d'urgenza all'ospedale di Catinara, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni di salute sono giudicate critiche. La polizia, nel corso di una perquisizione disposta dal pubblico ministero Federico Frezza in un'abitazione del rione di Valmaura a Trieste, ha trovato e sequestrato 212 grammi di cocaina, 8 palline della medesima sostanza, 4 pastiglie di ecstasy, 2 bilancini di precisione, telefoni cellulari e oltre 30.000 euro in contanti, ritenuta una somma a provento di attività illecite. L'abitazione, perquisita dagli agenti del commissariato di San Sabba, è occupata da un albanese di 22 anni, privo di permesso di soggiorno, il cui tenore di vita era evidentemente superiore rispetto all'attività lavorativa prestata. Il giovane è stato arrestato e chiuso al carcere del Coroneo. All'operazione hanno partecipato anche la squadra cinofili del secondo gruppo della Guardia di Finanza di Trieste, con la quale la perquisizione è stata estesa alla cantina del condominio e all'auto in uso del giovane. Nell'abitacolo era nascosto altro denaro contante. I militari della Guardia di Finanza di Udine lo scorso 3 novembre si sono presentati nella sede dell'Udinese Calcio per acquisire nuovi elementi nell'indagine sulle presunte plusvalenze maturate nei bilanci di alcune società sportive. L'inchiesta riguarda il passaggio di Ronaldo Mandragola nel 2018 dalla Juventus per circa 20 milioni di euro e diritto di recompra. L'ipotesi al vaglio contempla al momento 3 fattispecie di reato: il falso in bilancio, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza e la dichiarazione fraudolenta mediante documenti falsi. Il decreto è stato notificato dalle Fiamme Gialle al presidente del club Franco Soldati e al vicepresidente Stefano Campoccia e alla stessa Udinese Calcio, chiamata a rispondere in base alla legge 231 del 2001 sulla responsabilità penale specifica delle persone giuridiche, che il magistrato inquirente ha ritenuto di iscrivere nel registro degli indagati. Chiudiamo qui questa edizione flash, ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.